Intanto bella raga, ciao tutti dal commento veneziano, siamo qui al giorno 13 delle Olimpiadi e siamo alla corsa ad eliminazione. Stiamo attenti Beppe. Ok. Bisogna fare medaglie ragazzi, bisogna fare medaglie. Qua rischia il Canada. Non sarà facile ragazzi, sono tanti giri. 30 fottutissimi giri. Facciamo la seconda eliminazione. No, ma vedi? Sono i controlli, troppo differenza, zio che... Mamma mia, quanto sto rischiando, quanto sto rischiando. Ok. Raga, manca poco e siamo ancora in corsa. Ci sono rimasti in 5. Devo recuperare un po'. Mamma mia, dai che voglio la medaglia. C'è Germania, Francia, Gran Bretagna ovviamente. E non capisco chi, forse. Non capisco quello, sinceramente. Attenzione che è pericoloso, adesso siamo veramente in pochi. E qua va fuori probabilmente il team GBR, signori. Ai ai ai, va fuori la Gran Bretagna. It's incredible, una delle favoritissime. E siamo vicini alla medaglia, dobbiamo tenere... Dobbiamo tenere anche questo turno, siamo vicini alla medaglia. Stiamo facendo una grandissima corsa a eliminazione. E dopo ne abbiamo un'altra. Mamma, dai che andiamo per la medaglia. Non dobbiamo fallire qua. Non possiamo fallire qua. Buono, siamo messi benissimo. Attenzione qua, rischia il team Deutschland, rischia la Germania, sì, signori, sarà proprio la Germania a uscire. Siamo in medaglia. No, la Grecia è uscita la Grecia alla fine, era la Grecia quella là. Incredibile, Italia, Germania e Francia se la giocano. Germania in questa seconda parte di Olimpiadi sta tornando alla grandissima, Infatti era strano vederli così indietro. Adesso vediamo. È bronzo sicuro. Adesso bisogna capire il metallo. Bisogna capire il metallo. E qua va fuori il team Deutschland. Va fuori il team Deutschland. Quindi Germania, bronzo. Germania, bronzo. E adesso o Italia o Francia. O Italia o Francia, c'è tensione, c'è molta tensione. Tutti e due vanno pianissimo, ci si gioca tutto, è proprio una sprint adesso. Adesso è una sprint. Tutti hanno paura. Vediamo chi ne ha di più. Forse ne ha di più la Francia, però. Forse ne ha di più la Francia, purtroppo. Vediamo. Attenzione, in questo momento è leggermente in vantaggio la Francia. Vediamo. Mamma mia, ruota a ruota. Pazzesco. E vince la Francia. Incredibile. Cioè, da argento a fuori il primo turno, in una parola. Non ho parole. Questa è la difficoltà della corsa ad eliminazione. Adesso sono curioso di vedere chi la porta a casa, sinceramente. Non ho parole, guarda.
Siamo dei coglioni cronici proprio. Anzi, aspettiamo, vediamo gli ultimi 3. Ok, se la giocano loro 3. Vediamo un po'. Portogallo, Kazakistan e Lituania, eh? No, che cazzo sono? Boh, non capisco. Comunque 3 nazioni, per fortuna almeno non forti nel medagliere. Però grossa delusione Australia forse. Sono abbastanza deluso e cioè in finale al primo turno sono le cagate cumendiane queste. Le classiche cagate cumendiane. Sì, però è troppo lento, ragazzi. Australia si becca l'oro, torna all'oro l'Australia. Grande oro australiano. Adesso vediamo che ha preso l'argento il Kazakistan. Però controlliamo per sicurezza. Sì, Zakharov. Ora controlliamo insieme, tanto. La delusione è altissima. Ok, Kazakistan. Ci vediamo adesso con... Adesso il calendario olimpico ci impone ciclismo inseguimento a squadre. Vai raga, al velodrome ciclismo inseguimento a squadre. Adesso guardiamo un attimo. Guida. Allora. Vivo alternato, ok. No, zio porco. Zio cane, dai. Sono incazzato ancora per l'eliminazione. Ok, allora andiamo, pim 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 pim, perfetto. Ruota. Ok. Ah, per fare il change, ok. Vai. Italia. Dai, partiamo bene. Ecco, secondo me l'oro lo possiamo prendere, secondo me. Bisogna cambiare bene. E vediamo cosa combiniamo. Mamma mia, lunghetta, eh. È lunghetta. Mamma mia. Che sporo se è dura, però. Ci la stiamo massacrando, però gli avversari qua sono un po' lungo, un po' lungo. Dai. Stiamo andando anche bene, ma è dura. È dura. È dura. Stiamo doppiando gli avversari, però. Ciao. Secondo me qua è oro, ma siamo stanchissimi però adesso. Ai, siamo a pezzi. Mi manca ancora tanto, manca. Male. Ho esagerato. Devo far recuperare gli altri adesso. Devo farli recuperare adesso, momento di stanca. Ma devono recuperare. Ok. Non me l'aspettavo. Mamma mia, se è dura. Mamma, devo stare sotto quella linea intanto. No, secondo me il giro è buono. Spero, almeno, quantomeno lo spero.
Mamma, se è lungo l'inseguimento a squadre. Non ce la faccio più. Siamo partiti forse troppo forte. Non abbiamo fatto più i fiori. Mamma, se è dura. Mamma, se è dura. Mamma, se è dura. Dai, come, dai, come, dai. Adesso però non vediamo più. Non vediamo più gli avversari che abbiamo addirittura doppiato all'inizio. Siamo partiti troppo, troppo forte. Non ci voleva questa. Non li vediamo più. Sembrava troppo bello per essere vero. No, siamo stanchissimi adesso. Siamo stanchissimi. Siamo stanchissimi. Ai ai ai. Ai ai ai. Dobbiamo fare veramente lento sto giro. Lo so, stai morendo, lo so, lo so. Adesso facciamo l'ultimo giro a bomba. Giro finale. Final lap. Dai, 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 dai. 4 minuti. Mamma 21 mia, secondi. ai ai ai. 9 decimi. Quindi squalificati. Bahamas, Russia, Australia. Benissimo. Cioè, oro le Bahamas, incredibile. Aspetta che lo mettiamo. Bahamas, Russia, che prende l'altra medaglietta. Australia. Pensavo di andare. Allora, piano più piano, sinceramente. Mamma mia, sto ciclismo ci porta a cose belle, ma cose anche pessime, purtroppo. Dai, Benvenuti al ciclismo. con calma. Dai. Andiamo pianino. E cominciamo con calma. Piano, non facciamoci ingolosire. Non dobbiamo cominciare troppo forte. Pianino, pianino. Se partiamo troppo forte subito, poi facciamo la figura di merda che abbiamo fatto. Devo essere costante. Costante, Kume, costante. Ok, Beppe. Mamma mia. Sembra un po' meglio però stavolta, spero. Dai, vecchio Kume, dai, vecchio Kume. Dai che siamo più costanti. Stiamo recuperando anche bene.
Sì, stiamo andando meglio secondo me. Questa è la sensation. Magari non è vero niente, però. Nove laps su 16. 9 laps su 16. Dai ragazzi, dai ragazzi. Scusate, sono molto concentrato perché è veramente faticoso, ve lo giuro. È faticoso, ma voglio la medaglietta. La voglio, la voglio, la voglio. Ma l'ho fatto un po' lento, un po' lento. Non è facile ragazzi, non è facile. Non è facile purtroppo. Dai, cambia, cambia. Quindi non ho mai visto gli altri. Questo in realtà è un bene vuol dire che sono costante. Ero partito troppo a bomba. Dai Kumendon, dai Kumendon, dai Kumendon. Lontanissimi dai record mondiali. Vai piccolo Kume. Giro finale. Final lap, ma non credo niente di buono però. Niente di buono purtroppo. Proprio difficilissima sta corsa eliminazione. Sta corsa inseguimento. 25 secondi e 77 Mamma mia. decimi. Spagna, Bahamas, Svezia. Andiamo con l'atletica. Ok ragazzi, abbiamo tanta atletica. Adesso abbiamo giavellotto, uomo-donna, disco uomo-donna, triplo uomo-donna. Ora partiamo con giavellotto. Vai. Na na na. La 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 la. Vai, vai, vai. Strano che siamo Stati Uniti. Allora. Corre perfetto. Sembra molto semplice. E dopo il solito. La mia triangolazione perfetta. E ci proviamo. Vai raga. Giavellotto. Buon angolo, secondo me è buono, eh? No. Bella merda. No, terzi, coglioni. No, alla grande, pensavo peggio. Pole. Angolo perfetto. Boom 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 boom. 75, ci miglioriamo. Ma siamo dentro la Gran Bretagna prima. Questo è buono. Attenzione, attenzione da foto, da foto, da foto, da foto. 94. 94 signori. E qua prevedo un oro pesantissimo. Dove c'è l'atletica c'è il Kume, signori. Anche questo comunque da foto. Ma che 94, mamma mia. Che Italia, signori. Che bello vedere USA così in basso. Vabbè, questo è niente di che. Ma ormai l'ho fatto, il missile l'ho tirato, ragazzi.
Il missile è stato sganciato. Cina e Gran Bretagna. Vabbè, niente di che. Vai, vai, fallo, fallo. E arriva un oro incredibile. Grandissimi, ragazzi. Cina e Great Britain. Cina, argento, GBR, bronzo. Ok, adesso ancora Javelotto. E qua possiamo fare un altro bel oro. La valuta è con l'atletica. Con l'atletica rinasce veneziana. Vai. Bisogna ripeterlo, però non sarà facile. No, questo è veramente una merda. Non un gran tiro, vabbè, speriamo sia stato un caso. Vabbè, questo è proprio il primo tiro inaccettabile. Guardate che non vinca USA. Bello questo. Bello questo. Ed eccolo qua il missile. No! Di pochissimo, lontano dal primo. Mamma mia. Questo è del record mondiale. No. Invece errore. Peccato. Ma questo ti prego. Ti prego, vai, 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 vai. Non ci voglio credere, ancora di poco. Ancora di poco. L'Australia in testa, noi siamo secondi a pari merito. È brutto questo. Devo sperare in un angolo perfetto e in qualcosa di meraviglioso. Fallo. Ultimo tentativo. Vai. Pole. No, che merda. Non sarà oro. Vai. Non è arrivato il missile. Arriva comunque a un bel secondo posto a pari merito con Irlanda. Stati Uniti, fuori dal podio. Allora, Australia si becca un oro, Italia argento, Irlanda argento. Ragazzi, lancio del disco. Qua possiamo fare bene, secondo me. Insomma. Angolo alto. No, no. Ruggero, Pertile. Sarà che la classifica, cazzo. Potenza sempre non al top. Angolo alto perché? Mamma mia. Mi rimangio quello che ho detto. Se continuiamo così è disastro. Meno male che gli Stati Uniti non sono abilissimi in questo. No. Oi? Bella questa, questo è bello. Angolo basso, che sfiga. Oh. Sì, disaster. Basterebbe uno. La potenza c'è. No. Mamma mia. Before exploding into life and releasing the discus into the London air. Angolo alto, ma perché? È difficilissimo, cazzo.
Russia in vantaggio, si sta svegliando la Russia, perché la Russia è forte su queste discipline. Non riusciamo a fare un angolo. Ma guarda, ma proprio una vergogna, una vergogna. Che cazzo di roba. Russia, Cina, Spagna. Ragazzo, ancora disco. Sveglia. Dai. Angolo alto, ancora alto. Però già un po' meglio. Dai. Dai. Basso. Se non riesco a prendere l'angolo, non riesco a prendere l'angolo. Angolo giusto. Dai, dai, stiamo migliorando. Quinti. Sono Stati Uniti, veramente fanno fatica anche loro. Basso, peccato. Dai. Giusto. Però non siamo potenti purtroppo. Niente da fare. Abbiamo ancora una possibilità. Cazzo, USA terza. Medaglietta USA. Dai, regalami il sogno. Dai, il sogno, il The Dream. No, mamma mia, ha ammazzato qualcuno. Niente da fare. Quinto posto, migliorati, ma non basta. Francia, USA, Cina. Francia. USA. Tante medaglie anche la Cina. E China. Andiamo ragazzi per il triplo. Triplo maschile, triplo femminile. Chiudiamo la giornata 13. Salto triplo. Vediamo un attimo il tutorial. Ok. Vabbè, solito. Ok. Sarà duro, però qua mi ricordo nelle Olimpiadi, quelle ancora di Londra, che ho fatto un oro storico alla fine. Vai. Qua, attenzione all'America. Poi. Niente di mamma mia. Calma. Chiaramente America in fuga. Già meglio. Ma qua anche fall. Ma in realtà no. Mamma mia. La Grecia era avanti, incredibile. La Grecia vuole aiutarmi. Già un po' meglio, ma sempre lontanissimi. Lontanissimi, lontanissimi, lontanissimi. Grazie Grecia per il momento. Questo è buono. Però forse fall? No, è anche buono. 17-38.
Stati Uniti primi, noi quinti. Proviamoci. Da che ci siamo? No, ho sbagliato completamente l'ultimo. Ultima chance. No, no, forse anche fall, non lo so. Peccato. Niente, chiudiamo quinti. USA, Grecia, Corea. Vaffanculo. USA, Grecia, Corea. Ok. Vabbè, proviamo l'ultima per oggi. Salto triplo. Vai, maschile, dopo il femminile. Stati Uniti si riprendono loro, non c'è niente da fare. È una lotta devastante tra Italia e USA a colpi di oro. Vai. Proviamoci. La velocità non è il massimo. Niente di che purtroppo. Addirittura no fall. Sbaglio l'ultimo. Sbaglio l'ultimo. 15, 66, USA. Qua devo fare veramente il miracolo. Niente. Sbaglio soprattutto il primo. E anche fallo. Gran Bretagna torna davanti. Dai, Great Britain, aiutami. Forse un altro fallo, Mamma mia, che schifo. Non era neanche brutto questo, No. Mamma mia, l'atletica doveva essere un bottino di caccia per venire. No, vabbè, ciao. E invece, mestamente, l'Italia non raccimola nulla da sto lungo, da sto triplo. Stati Uniti, GBR e Slovacchia. GBR e Slovacchia. Ci vediamo per il medagliere, che non sarà bello. Ok ragazzi, vediamo il medagliere, mi avete chiesto di vederlo un po' più in grande e ok, eccoci qua. Allora, grande lotta ancora USA 26 ori, Italia 25. Mamma mia, però noi siamo avanti nel totale. Gran Bretagna e Cina, una sfida bellissima per il terzo posto, con il Giappone anche che si è un po' fermo. La Francia è salita bene. L'Olanda invece dopo un bel inizio è straferma da parecchio. Russia sale di brutto, complimenti alla Russia, anche la Germania sono due potenze che stanno tornando, anche la Spagna si è presa un oro. E poi come nuove nazioni la Slovacchia fa il suo esordio con un bronzino, da sottolineare la Svezia dov'è che ha 0 ori, un argento ma addirittura 6 bronzi, cioè sta dominando la serie di bronzi. E niente, insomma la Corea ha preso dopo i 4 ori 0-0, ha preso il suo primo bronzo. Andiamo a vedere il calendario. Il calendario questo è appena finito, il giorno 13, il giorno 14 bellissimo perché è solo atletica con il lungo uomini-donne, peso uomini-donne, 400 metri uomini-donne, 200 uomo-donna e 100 ostacoli uomo-donna. Quindi giornata bellissima la 14 con solo discipline di velocità e di atletica e di campo, insomma tanta carne al fuoco, anche se c'è da dire che ho fallito miseramente questa giornata, pensavo di fare meglio, invece addirittura perdo una medaglia dagli States. Raga, un saluto al comandante veneziano, le Olimpiadi continuano alla grandissima. Ciao!